Pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale all'urbanistica dell'Assessorato Territorio e Ambiente che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi pari a 1 milione di euro in favore dei consorzi di comuni delle città metropolitane e dei comuni siciliani per sostenere le spese per la realizzazione dei piani urbanistici generali per l'anno 2026. Con questo provvedimento, ha dichiarato l'assessore regionale al territorio e ambiente Giusy Savarino, diamo attuazione all'impegno dell'assessorato e del governo Schifani per una pianificazione efficace e moderna del territorio siciliano, per promuovere uno sviluppo ordinato, sostenibile e coerente, un passo concreto a sostegno degli enti locali in questo complesso processo. Le risorse messe a disposizione dall'ultima legge di stabilità consentiranno così di contribuire alla redazione, alla revisione e alla rielaborazione degli strumenti territoriali e urbanistici affidati a professionisti, come previsto dalla legge di riforma urbanistica. In particolare vengono definite 3 fasce di contributi sulle spese ritenute ammissibili in relazione alla dimensione dei vari comuni: 45.000 euro per quelli con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e una superficie territoriale inferiore ai 30 km quadrati, 55.000 euro per quelli con una popolazione compresa tra i 30.000 e i 100.000 abitanti e per quelli con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti ma con superficie superiore a 30 km quadrati, 65.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Le richieste di contributo saranno valutate sulla base di criteri di priorità. Comuni che decidono di redigere il piano in forma associata, vetustà dello strumento urbanistico vigente, dimensione demografica, stato di avanzamento del piano.